Sabato 18 febbraio vi è stata l'inaugurazione della mostra personale dell'artista Antonio Manna presso il Centro Culturale Leonardo da Vinci, Sala Metallica. C'eravamo anche noi. Alla Sala Metallica San Donà di Piave oggi l'esposizione della mostra I colori della materia di Antonio Manna. Com'è nato questo artista? Questo artista è nato nel 1976 alla fine. Il mio sogno è sempre stato quello appunto di dipingere e di vivere di arte. E fortunatamente il mio impegno e comunque devo ammettere anche molta fortuna e molto supporto da tante persone sono arrivato a oggi che riesco comunque a vivere facendo arte. Tu utilizzi dei materiali particolari per le tue tele? Sì, allora io diciamo che nella vita mi occupo della decorazione di interni, quindi lavoro all'interno di abitazioni private, di locali, dove sperimento molto dei materiali che possono essere comunque degli stucchi, calce, ferro, creando appunto delle decorazioni insieme all'arredamento. Quello del quadro è stato un tornare alle origini. Davide, tu sei amico da un bel po' di tempo di Antonio, come ti è venuto in mente di organizzargli una mostra? Ma era un pezzo che non vedevo Antonio, ci siamo incontrati su Facebook, social network, e Antonio continuava a pubblicare foto delle sue opere e a me piacevano. Gli dico: Antonio, ma quando è che fai una tua personale che così possiamo ammirare le tue opere tutte assieme? E lui risponde timidamente, come probabilmente nel suo stile: quando qualcuno me la organizza. Io ho detto: dai Antonio che ci mettiamo sotto. E quindi ci siamo messi, abbiamo sentito l'amministrazione comunale, abbiamo raccolto qualche sponsor per poter fare il book fotografico e siamo qua oggi con l'inaugurazione. E inoltre Antonio nell'occasione dice: sono sandonatese, mi piacerebbe lasciare un'opera per San Donà, e quindi sta anche lavorando su un'opera che poi verrà messa, installata in un parco pubblico qui a San Donà, e spero che a breve ci si possa rivedere proprio per l'inaugurazione anche di quest'opera. Nella Sala Metallica voi date la possibilità di esporre ai giovani e ai sandonatesi. Com'è questo progetto? Come si sta realizzando? Si sta realizzando molto bene. La Sala Metallica ogni 15 giorni nel periodo che va dall'autunno alla primavera cambia artista, e la preferenza che appunto che diamo noi è ai giovani e ai sandonatesi o gente del territorio. Se un giovane o un sandonatese, un cittadino insomma del nostro territorio fosse interessato ad esporre i propri quadri o le proprie fotografie, come fa a contattarvi? Può andare sul portale del comune di San Donà di Piave, nell'assessorato alla cultura, e lì trova tutte le indicazioni per poter fare la domanda. Naturalmente le esposizioni della Sala Metallica o del ciclo della Sala Metallica sono completamente gratuite per chi espone, perché l'amministrazione comunale si pensa ad organizzare tutto, sia dalla parte pubblicitaria che naturalmente lo spazio espositivo e la guardiania.